Italia, buongiorno. Abbiamo per le mani un qualcosa di veramente figo. Per questo motivo non ho voluto fare la puntata sulle batterie al litio, ma dedicarci un'intera serie, e quando sarà finita la serie, con domande, risposte, approfondimenti sulle cose più interessanti inerenti al mondo del video, ci sarà veramente un test molto particolare. L'ho sofferto molto, quindi deve essere particolare, ma in ogni caso via con la puntata di oggi. In questa puntata andremo a vedere tutti i giocattoli inerenti alle batterie a litio, soprattutto una cosa che, accidenti, non vedo l'ora di parlarne, perché veramente è la cosa che mi ha fatto più felice in assoluto, più ancora delle batterie a litio. È un piccolo aggeggino e costa anche poco, ma lo vedremo dopo lo vedremo, ed è per tutti, è per tutti. Comunque andiamo con ordine. Siamo ancora qui con Diego di DS Tech. Buongiorno a tutti. E siccome Diego ho fatto i calcoli con Siri, la calcolatrice, più o meno circa 1,2 milioni di volte più esperto di me, allora ho detto forse è meglio lasciare parlare. Ciao a tutti, oggi parliamo di tutti quegli accessori, che poi tanto accessori non sono, chiamiamoli più componenti, del sistema energetico, che andrebbero, o che si possono comunque prevedere, installare appunto in un buon impianto al litio. Perché parliamo di questi componenti? Perché le batterie al litio vengono spesso vendute, e lo sono in determinati casi, come plug and play, cioè tolgo la batteria AGM, metto la batteria al litio, o drop in, plug in, come ognuno le chiama a proprio modo. Questa sostituzione proprio, sostituzione. come quando finisci, non so, le batterie nella sigaretta elettronica, cioè togli le batterie consumate e metti dentro le batterie nuove. Concettualmente è così, perché devi staccare proprio dei cavi di alimentazione della tua AGM e attaccarli nella batteria al litio, ma ci sono tanti ma. Come dicevamo nella puntata appunto delle batterie, una delle cose da verificare è proprio appunto l'impianto, perché l'impianto elettrico, soprattutto per la parte proveniente dall'alternatore motore, è una delle parti che va verificata / adeguata. mi permetto sempre di tradurre proprio per tutti, in modo che i video siano il più chiari possibile. L'alternatore del motore è semplicemente quella cosa, tipo la dinamo che avevi nella bicicletta, che trasforma l'energia del motore in corsa da acceso in energia per le batterie. Quindi il motore ti dà la corrente alle batterie e te le ricarica. Esatto. Perché ne parliamo? Perché possono esserci diversi casi, e questi si trovano tutti a seconda della tipologia di camper. Parliamo di camper, quelli più moderni, quelli più nuovi, sono tutti Euro 6 o 6.2 B, C, D, E. Ok, benissimo. Montano gli alternatori smart, vengono chiamati, questi smart alternator. Furbi. Esatto, che sono furbi. Sono furbi, ed è vero, per la parte relativa all'inquinamento. Che cosa fanno sostanzialmente? Quando non ce n'è bisogno, smettono di caricare. Ma non ce n'è bisogno, secondo loro, e sulla batteria motore. Loro ovviamente non sono fatti per andare a vedere la batteria a servizi, e quindi potremmo avere una condizione dove la batteria non si carica. Questo vale sia per le litio, ma sia anche per le AGM. Oppure potremmo avere alternatori o veicoli particolarmente datati, dove gli alternatori hanno tensioni che continuano ad andare su e giù. Si va dai 13 volt nel giro di 2 secondi ai 14,7, e continuano a ballare così. In questo modo le batterie non si possono caricare bene. E rischiamo magari anche di rovinarle? E si possono anche rovinare, o addirittura arrivare a far intervenire quella protezione del BMS tanto temuta, secondo me inutilmente. BMS abbiamo spiegato nelle puntate precedenti cos'era, anzi abbiamo dedicato proprio una puntata intera a questo BMS. Esatto. Tanto che possiamo permetterci di chiamarlo BMS, cioè con il suo vero nome. Con l'acronimo. Cosa fanno quindi questi DC-DC charger o battery to battery charger? Si occupano della gestione della carica della batteria, che va fatta secondo determinate fasi, con determinate correnti, con determinate tensioni. Hanno i loro programmi all'interno, e a seconda del tipo di batteria che impostiamo, perché si possono usare sì con le litio, che sono fortemente consigliati, ma sarebbero consigliati anche con le AGM. Però attenzione, sta parlando della carica proveniente dal motore del camper, ok? Quindi non della carica in generale, i pannelli, la presa della corrente esterna, eccetera. No, questo DC-DC, che a me piace chiamare AC/DC, perché viene dagli antichi anni 80, è
il regolatore di carica, passami il termine, cioè usiamo proprio termini così grezzi, del motore, ok? Così ci capiamo bene dall'inizio Dal alla fine. motore. Sì, del motore, nel senso che appartiene al motore, tra Va virgolette. bene. Gestisce la carica, come abbiamo detto, controllando e monitorando tutte le varie fasi di carica per avere la carica come va fatta, veloce, sicura e senza rovinare le batterie. Che tra l'altro, aspetta, mi pare che questi strafanti, questi DC-DC, no? Ok, questi regolatori della carica dal motore alle batterie, per quanto riguarda almeno le batterie al litio, poi non so con le ZM come funziona, dovrebbero anche caricarti maggiormente, cioè oltre a darti la corrente che non sbalza, eccetera. Certo. Cioè, in teoria su un'ora di viaggio, se prima caricavi, la butto a caso, 20 ampere, su un'ora di viaggio con questo dovresti guadagnare di più o no? Certo, ci sono diverse versioni. Ah, Solitamente le più comuni sono il 30 ampere e il 60 ampere, che quindi se facciamo due conti, facciamo finta di avere una batteria al litio da 100 ampere, ok? Carica più o meno a metà, con un'ora di viaggio la portiamo con un 60 ampere al 100%. perché tipo un camper normale, cioè quanto ha di ampere il generatore di un camper normale? Cioè, quello che Quindi, voglio capire è far capire a certo. tutti. Cioè, tu con questo sistema mi dici, ok, riusciamo a caricare in corsa a 60 ampere, che ti garantisco io sono tantissimi. Ok, però da cosa? Cioè, prima quanto caricavo? Più o meno, molto più o meno. Prima dipendeva molto da che cosa? Uno, da quanto carica o quanto scarica era la batteria. Cioè la batteria mano a mano che si carica, se parliamo di una GM, batteria servizi, Sì? succede che mano a mano che si carica sempre più lentamente. Sì. Mentre con questi DC-DC Sì? si riesce a mantenere una velocità di carica più elevata. Ok. Primo. Dopodiché, parlando appunto Quindi delle già con questo trucchetto uno carica di più perché c'è il trucchetto che ti risparmia tempo. Cioè un'ora di strada, ma è un'ora maggiormente sfruttata molto meglio. Quindi, ok, nel, già qua, caso, nel caso delle litio abbiamo la possibilità di caricare con correnti molto elevate e le assorbono bene tutte, ok? Senza problemi. Teoricamente possiamo arrivare a, si dice 1C, cioè 100 ampere di capacità di batteria, posso caricarla a 100 ampere potenzialmente. Mhm. E la batteria non subisce danni, e idem scaricarla, in questo caso parliamo appunto di carica, quindi caricarla a 60 ampere non la roviniamo, non la stressiamo, chiaramente vanno fatte quelle verifiche preliminari, va verificata la potenza dell'alternatore, che nel caso di meccaniche nuove, recenti, non questo- dovrebbero esserci problemi, ok? No, ma adesso quanto ti dà? Lasciando perdere il tempo con l'alternatore normale senza questo DC-DC non hai il vantaggio di caricare velocemente, eccetera. Ma in termini di ampere, quanto carica un alternatore di un camper normale senza sto DC-DC? Sulle meccaniche recenti con l'aria condizionata si va intorno ai 120 ampere disponibili, Sì, che però disponibili. bisogna tenerne presente che 30-40 vanno per le luci e questo quello. 30-40 tra luci, motore, aria condizionata. Ma se uno, cioè, io quindi- voglio capire, far capire. Utili. Uno compra, non so, quei camper nuovi del 2020, ciapa, ecco. Se ti arrivi tanto, ti arrivi a Ma con le luci solo in corsa, luci spente, perché mi piace andare via con le luci spente in contromano in autostrada e il climatizzatore spento. Quanti ampere carico? Dipende Senza quanto- DC non cambia niente, non dipende dalla potenza dell'alternatore. Ah, ok, dipende quello quanto è... scarica che c'è la batteria. Ok, no, perché siccome c'è molta confusione attorno a questo tema, voglio proprio comportarmi da, da confusionario, ok? E chiarire al massimo per chiunque la situazione. Quindi in termini di amperaggio non c'entra nulla, il guadagno allora abbiamo capito che dipende dall'ottimizzazione della carica, quindi una carica ottimizzata nel tempo che tu corri ti consente di incamerare di più, in quanto Certo. invece di ridurre il voltaggio perché ridurre la carica perché la batteria è quasi piena, lui comunque non ti riduce la carica ma spinge dentro abbastanza Fino a Ok, quando la ok, batteria è ok. carica. Ad esempio, faccio un esempio, lo puoi paragonare ai pannelli. I pannelli tipo i miei caricano 60 ampere d'estate, ok? Se le batterie
del camper sono quasi piene, il regolatore lo sposta piano piano anche a 0,1 ampere, ok? E quindi può succedere che a 0,1 non ci arriverà mai, ma nel frattempo il camper, invece di caricare, non so, a 40, 50, 60 ampere, sta ore e ore a caricare a 10 ampere, hai capito? Quando potrebbe muoversi e in 10 minuti finire la carica. Questo perché dopo viene sera o vai in una zona dove non c'è il sole eccetera e ti sei perso tutte le ore di luce. In questo caso le ore di luce sono paragonabili alle ore di percorrenza, perché tu ok si corri, ma prima o dopo dovrai spegnere il motore perché sei arrivato a destinazione, hai capito? Quindi ti sei perso l'opportunità di sfruttare al meglio quell'ora di viaggio, quei chilometri di viaggio. Esatto. Sì, ragionamento, Esatto. no? E Per farsi soprattutto capire. per chi, anche per brevi spostamenti, come dicevamo nel weekend, che mi sposto di un'ora e mezza, è sufficiente per arrivare con la batteria piena. Pausa? I DC-DC quindi vanno a gestire al migliore dei modi, abbiamo detto, la carica, gestendo le varie fasi, ottimizzando la carica e sfruttando al massimo gli spostamenti anche brevi, che sono lì dove si guadagna molto tempo. Soprattutto nel periodo invernale, quando magari i pannelli per forza di cose producono poco perché le ore di sole sono meno, la luce è più radente o addirittura veramente nuvoloso al punto tale che i pannelli di fatto non caricano nulla, ecco che sfruttiamo la componente proveniente dal motore al meglio. Sì, ma a parte il discorso no, del nuvolo, eccetera, stavo pensando, ma se uno si fa, perché ce ne sono molti che si fanno il weekend in libera, magari partono il venerdì sera, arrivano il sabato, dopo magari già la domenica ne vedo tantissimi, si spostano da un'altra parte, cioè in quel caso i pannelli non servono a niente. Cioè uno ha la batteria a litio più strafante del DC-DC, cioè il pannello... Esatto, dipende molto dalla tipologia di vacanza, dal periodo. Sì, sì, sì. Esatto, come dice esattamente così. Tutti i DC-DC proposti hanno la possibilità di avere degli ulteriori accessori, che sono il sensore di temperatura, che appoggiato sulla batteria comunica la temperatura esatta al DC-DC per aggiungere informazioni all'algoritmo che regola la carica. Hanno la possibilità di avere il modulino Bluetooth, quindi attraverso un'app dal telefono vedo che cosa sta facendo il DC-DC, la carica, la corrente, la tensione e così via, ed eventualmente il monitorino, un piccolo display specifico per il DC-DC che dà, ripeto, queste informazioni in formato diciamo così visuale, sempre disponibili. Secondo me è ancora più interessante il misuratore esterno. Quello lo vediamo in un'altra puntata Italia perché è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto. Aspetta perché adesso lo metto in crisi. Allora, facciamo un po' un esempio pratico, usiamo un po' di fantasia, un po' di calcoli mentali, no? Io sentivo spesso dire, anche, soprattutto da chi le batterie al litio non le ha, che se hai le batterie scariche al litio con mezz'oretta di giro del motore o lasciandole al minimo te le carichi. Insomma, mezz'oretta secondo me è estremamente esagerato, ok? Capiamoci un attimo. Se io ho le batterie giù del tutto e ho bisogno di ricaricarle, mettiamo alla metà, ok? Perché la metà di una batteria tipo da 100 A può consentirmi di dormire tutta la notte tranquillo col webasto, ok? E magari fare andare anche il frigo a compressore mentre dormiamo, ok? Quindi frigo e riscaldamento a entrambi a corrente, che sono le cose più dispendiose a livello di utenza, il webasto e il frigo a compressore, che vanno contemporaneamente, ok? Quindi metà batteria ci siamo, ok? Con questo DC-DC ovviamente a spanne, non è che devi dirmi i minuti precisi, quanto devo correre e soprattutto posso lasciarlo veramente fermo al minimo? Cioè, perché vedevo tipo anche Fabio una volta rimaneva sempre a piedi perché aveva il webasto e era sempre col motore acceso al minimo, no? per far andare il webasto. E in questo caso con il DC-DC, se uno già tiene il motore al minimo, cioè quanto... dipende dall'alternatore che c'è sul veicolo. Nel caso facciamo una media di un camper tipo
la maggior parte di camper cos'è? Anni 2000, fine 90, 2000, sì dai, circa un camper del 2000, un Fiat Ducato 2.3 per Ok, capirci. allora parliamo un attimo della prima domanda che mi hai fatto, prima ne hai fatte due. Ah, La prima era quanto devo viaggiare per caricare metà della batteria? sì, in termini di tempo. Di tempo, no? Facciamo l'esempio dei 100 Ah Sì? e della versione DC-DC da 60 Ah. Ok. Ok, Ah, allora, perché esistono più versioni. c'è quello Sì. da 30 Ok. e quello da 60. Ok. Esempio di batteria al 100, metà batteria vuol dire 50 Ah. Quindi io devo caricare 50 Ah. Quanto ci metto? Con quello da 30 Ah ci metterò più o meno un'ora e 40, un'ora e tre Ok. quarti. Con Perdona se ti interrompo subito. Perdona l'ignoranza. C'entra qualcosa la velocità, ossia i giri del motore? Non più di tanto, Cioè da se no 2000 a 4000? no, basta che non... Allora, la fase più critica, se vogliamo chiamarla così, è con il motore effettivamente al minimo. Vediamo dopo, ma teniamo conto che minimo Non cambia. 1500 giri come Benissimo, minimo. benissimo. A quel regime di giri lì non cambia perché c'è il DC-DC che assorbe lui quanto serve Ok. per passare alla batteria. Quindi andare via tranquilli, non fare il Formula 1 per ricaricare Non prima le serve. batterie perché esatto, non cambia serve. nulla. Quindi il tempo che tu stai in strada, puoi stare tranquillo anche a 1500, di solito la gente sta a 1800, 2000, ok, come giri del motore. Quindi puoi stare tranquillamente a velocità di marcia normale, con la velocità Guida di marcia normale, qualsiasi. hai detto? Con la versione da 30 Ah più o meno ci sarà Sì. un'ora e tre quarti, un'ora e 40. Ok. Con la versione da 60 Ah diciamo un'ora, anche meno in Ok. realtà, 50 minuti, perché 60 Ah in un'ora mi danno 60 Ah ora, devo caricarne 50, quindi poco meno di un'ora. Ok, quasi un'ora, che insomma sì, non è poco, però quindi in mezz'ora ti carichi un quarto di batteria al litio da 100 e con un quarto di batteria al litio da 100 ti passi una notte con due basto il frigo a compressore, Ti fai come metà GM, quindi perché vale più o meno. te la fai. Quindi possiamo dire che è vera allora quel discorso del Non la, quarto d'ora? non la carichi al 100. Non la carichi al Sì, no, 100. ovvio, ma però per passare una notte, Per no? passare una notte probabilmente sì. Ok. Probabilmente sì. Diciamo che dopo dipende dagli Sì, spostamenti. dipende Un'oretta, 45 minuti li si fanno. Sì, ma no? voglio E creare quindi proprio questi esempi in modo che uno capisce di che consumi stiamo parlando e del chilometraggio, ossia del tempo che uno fa funzionare l'alternatore, bene. insomma, ecco. Parlavi poi del minimo. Sì, Ecco, che è una cosa che effettivamente, scusa se ti interrompo del continuo, perché è la cosa che vedo fare a tutti quando ci si trova, che passano a trovarmi, oppure facciamo i raduni o i ritrovi tra di noi, eccetera, e vedo che tutti, invece magari di farsi il giro, eccetera, eccetera, lasciano il camper acceso un'ora, tre quarti d'ora al minimo. certo. E cosa succede? Allora, Cioè, i soldoni proprio. se non abbiamo il DC-DC succede che cosa? Che si carica quel che si riesce, perché al minimo l'alternatore dipende moltissimo, come dicevamo, da versione a versione, può avere anche delle tensioni abbastanza basse, 13 e mezzo. Tipo il E tuo, quindi il tuo camper che è... il mio fa sempre intorno ai 14, 14 e 1. Quindi ma caricherebbe senza anche il minimo. DC. Sì, proprio l'uscita dell'alternatore. Ok. Ok. Va bene, dopodiché magari andando a volte scende a 13,8, 13,7 perché è la versione tra virgolette intelligente, ma già al minimo lui appena acceso fa 14,1. Altri invece al minimo stanno molto bassi e quindi bisogna accelerare un pelino. Quindi è troppo relativo. Con il DC-DC che cosa si ha di vantaggio? Che una volta che l'alternatore che faccia 13, che faccia 13,5 o 14, lui prende questa energia e la adegua lui alla tensione corretta per la carica. Quindi con il DC-DC anche al minimo carichi la batteria velocemente. Ok, però io non ho capito. Con il motore al minimo e il DC-DC carichi allo stesso identico modo di quando vai in corsa? Con la versione da 30 Ah probabilmente sì. Con quella da 60 non sono un elettrauto, quindi non conosco tutti gli alternatori, quindi non ti so dare risposta. Al minimo. Parliamo di veicolo in movimento, sicuramente sì, quindi in movimento se è anche a 1200-1300 giri, sicuramente sì. C'è anche una versione particolare di DC-DC, ovvero vengono chiamati DC Solar. Che cosa sono? Sono dei DC-DC più
dei regolatori solari MPPT per i pannelli fotovoltaici. Quindi in un'unica apparecchiatura c'hai il regolatore DC-DC che quindi ha l'entrata per l'energia proveniente dal motore alternatore e hanno l'entrata per il pannello fotovoltaico. Tutto in uno, c'è un regolatore tipo i miei Non che li avresti, però sono già integrati dentro, quindi pannello, filo, si entra direttamente lì senza regolatore intermedio, perché il regolatore è dentro questo qui, è un DC-DC più regolatore solare MPPT, tutto in uno. Questo per chi ha problemi di spazio o non... magari vabbè, si sta facendo l'impianto e dice già che può ci sono, valutare anche questa alternativa. È equivalente ad avere il DC-DC più il pannello, il regolatore per i pannelli. 2 in 1, un po' come il mio inverter, che è inverter più anche carica batterie, insomma, ecco, per capirci, due cose in uno. Simile. Esatto. Caratteristiche sono analoghe, c'è la versione da 30 A DC-DC che ha il regolatore solare da 20, ok? Quindi se monti quello lì potrai caricare a 30 A dall'alternatore e fino a 20 A dai pannelli solari. Altrimenti c'è la versione 60-30, 60 da motore e fino a 30 da pannelli. Ok? Quindi le combinazioni sono queste due. Anche questi qui, possibilità modulino Bluetooth, sensori di temperatura e display esterno. E se uno, adesso facciamo un caso un po' abbastanza particolare, se uno dovesse avere particolari esigenze, avere un numero più elevato di pannelli, tipo me, che io ho 2 regolatori MPPT, può avere 2 di questi che lavorano in parallelo? Può usare per una tipologia di pannelli quello di questo regolatore, aggiunge un regolatore MPPT dedicato per l'altra parte, perché non ha un ingresso, è come hai tu, cioè tu hai 2 regolatori e quindi anche qui avrai 2 di fatto regolatori, uno integrato nel DC-DC più solar e l'altro esterno separato, quindi però anziché averne 3 apparecchiature ne hai 2. Certo, immagino, vabbè, giustamente tu dici perché non gli conviene mettere un altro DC-DC, ma a parte la convenienza, uno non può mettere 2 DC-DC. Si possono mettere in parallelo. Però sì, non gli conviene, tu dici l'alternatore è uno e quindi fai con anche uno... Anche perché salvo alternatori particolarmente potenti che solitamente nei mezzi, nei veicoli, forse in qualche barca ci sono, ma nei veicoli solitamente no, mettere 2 da 60 vorrebbe dire avere, che ne so, 120 A disponibili dall'alternatore, ma disponibili non un alternatore da 120 perché devi tener conto dei consumi della meccanica, del motore, delle luci, di tutto l'impianto. Quindi e mettere uno collegato al motore e ai pannelli e l'altro DC-DC solo collegato ai pannelli? Sì, però è sprecato. È sprecato, è quello il concetto, è sprecato. Sì. Però volendo si può, ma... onestamente lui ti dice è sprecato, prenditi un regolatore, il secondo prenditelo normale, insomma, ecco. Il regolatore DC-DC o AC-DC, che secondo me è più carino, e tutti gli altri accessori che andremo a menzionare li trovi nel link in descrizione. Nella prossima puntata Italia un altro accessorio, un altro giocattolo, forse più inerente al sistema solare piuttosto che le batterie al litio in sé, parleremo del regolatore MPPT. Approfittiamo non aggiungo altro, alla prossima. Ciao a tutti. Per avere più informazioni sull'azienda, sulla DS Tech, c'è il link al loro sito qui nella descrizione del video e soprattutto c'è anche il link al loro assistente virtuale che ti guiderà a trovare la batteria al litio più adatta alle tue esigenze. Eccolo. Ai sigari!